noi partecipiamo con interesse con molta volontà alle manifestazioni della giornata del ricordo. Ma vorremmo ricordare non solo e soprattutto anche la tragedia degli esuli istriani e giuliani dalmata, e con alcuni gravissimi episodi come quelli delle foibe, ma inquadrarlo nel contesto della guerra, perché il Centro Pace ha un sogno che è quello dell'abolizione delle guerre. La guerra è il modo più semplice, lo strumento più banale, più elementare per risolvere i problemi, i conflitti fra i popoli. I conflitti fra i popoli sono ineliminabili, ma i conflitti fra i popoli si risolvono convivendo e cercando delle soluzioni assieme, ma non facendosi la guerra, come i bambini che non riescono a risolvere i problemi e fanno a botte, per vedere chi è più forte vince, perché la guerra è una tragedia comunque. Non ci sono vincitori, la guerra non l'ha mai vinta qualcuno, l'hanno persa sempre tutti. Allora bisogna abolire la guerra. Allora, la tragedia dei giuliani dalmata fa parte di questa, è una delle tragedie della seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale, la tragedia massima è stata la bomba atomica, e il Centro Pace infatti ricorda con manifestazioni il 5 agosto e il 9 agosto la bomba di Hiroshima. Ma è proprio questo. Io ho ricordato le parole di uno scrittore sloveno di Trieste, italiano, che ricordava quando Trieste, la sua città, era una città mista. A Trieste convivevano felicemente assieme, cercando di risolvere i problemi di convivenza, ma risolverli pacificamente, convivevano varie etnie, varie lingue. Poi sono arrivati i fascisti che hanno abolito la lingua slovena, per esempio, hanno abolito gli sloveni. E poi è arrivata la guerra, e la guerra ha portato le tragedie di cui oggi abbiamo parlato, e abbiamo parlato tutti assieme. Grazie a tutti per averlo fatto. Abbasso la guerra.